Beh, è sempre più pericoloso e anche difficile, ma non bisogna solo districarsi fra le bombe, ma anche fra l'informazione e la disinformazione. La propaganda c'è sempre stata, ma oramai questa guerra parallela e invisibile, che è la guerra appunto della disinformazione, pesa su tutti i conflitti, forse pesa anche più dei proiettili, però c'è sempre bisogno di qualcuno che vada sul campo, c'è sempre bisogno di qualcuno che sia i vostri occhi della guerra. Secondo lei, valutando lo scenario sociopolitico internazionale, c'è il rischio, stiamo rischiando un terzo conflitto mondiale? Beh, speriamo di no. Io non credevo al Papa che diceva che stiamo già vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, poi mi sono un po' ricreduto. Il primo tassello è stato l'Ucraina, poi il Vicino Oriente, il terribile conflitto che è solo un episodio di una lunga guerra fra israeliani e palestinesi, e chissà cosa accadrà in Estremo Oriente attorno a Taiwan. Il rischio c'è sempre. Se ci soffermiamo solo sull'Ucraina, la situazione è drammatica, i russi stanno attaccando su 5 direttrici e prima o dopo probabilmente quest'estate sfonderanno, anche perché gli ucraini non hanno più uomini e anche poche munizioni. Se i russi sparano 10.000 colpi d'artiglieria, gli ucraini riescono a ogni giorno riescono a risponderne con 2.000, e se sfonderanno e andranno, spero di no, oltre il Donbass, allora sì, ci sono dei paesi, diciamo, che hanno provato il tallone sovietico, più duri di noi, come la Polonia, come i paesi baltici, come anche la Finlandia, l'Inghilterra, che probabilmente potrebbero mandare delle truppe, e allora là si apre tutto un altro scenario. Un commento dal suo punto di vista su questo scenario internazionale burrascoso? Non pensavo di vedere una guerra convenzionale devastante nel cuore dell'Europa, non pensavo di vedere un 7 ottobre, quindi non so cosa ci aspetta. Siamo in un conflitto globale che è fatto non solo di scontri armati, militari, ma anche sul piano economico, sul piano politico. C'è il tentativo di spostare l'asse geopolitico da ovest ad est. La Russia, non solo la Russia, ma la Cina e anche tanti altri paesi hanno intenzione di fare ciò, proponendo il loro sistema, ma bisogna fare una scelta di campo, e la scelta di campo è sempre la stessa: bisogna stare col mondo libero.